Come far coesistere il rispetto ambientale e le grandi navi a Venezia? Il capitano Ferruccio Falconi, decano dei piloti della Corporazione dei Piloti dell'Estuario Veneto, di cui è stato per molti anni capopilota, appronta la soluzione. Ecco il progetto messo nero su bianco per mantenere le grandi navi. Riceviamole per lavorare meglio e lavorare di più con un porto a Santa Maria del Mare. Questa è la soluzione ideale, perché l'inquinamento non è che venga, sì, fluttua, va col vento, ma prevalentemente a Venezia c'è bonaccia. Falconi sgombra il campo dagli equivoci. Io ho fatto circa più di 32.000 pilotaggi nella mia vita, oltre a 10 anni di navigazione, poi ho fatto l'idrografo. Il vero pericolo delle navi a Venezia non è rappresentato dalle pruate che possono dare un po' qua, un po' là le navi, è rappresentato dai loro fumi. Ricorda la sua svolta ambientalista maturata in gioventù. Sono diventato ambientalista da quando navigavo sulle petroliere ed ero costretto a buttare in acqua i lavaggi delle cisterne che erano residui oleosi con la soda caustica, un crimine. E di lì vedevo morire i gabbiani, vedevo le spiagge inquinate. Infine, Capitan Falco, Arzillo 93enne, bacchetta i nostri politici di ogni schieramento. Non si può dirigere. Perché abbiamo la crisi dei politici? Perché i politici in genere non sanno neanche piantare un chiodo, quindi come fanno a giudicare un'azienda, una fabbrica?